Diffondiamo anticorpi, siamo untori di salute, contagiamo col benessere, ossimorici nuotatori di tutte le età che chiedono a gran voce di poter tornare alla loro passione, l'acqua. Atleti del nuoto in vasca, bimbe del sincronizzato o sportivi per hobby, tutti in piazza a Mestre in ginocchio ma a testa alta, manifestano per la riapertura delle piscine che rientrano tra i settori colpiti dalle misure dell'ultimo DPCM. È loro diritto tornare ad allenarsi, anche perché siamo riusciti a tornare in piscina a giugno, ci stavamo allenando, eravamo contente di poter nuotare e adesso questa è un'ennesima mazzata. Manifestano così il loro dissenso e la loro preoccupazione insieme atleti, sportivi, gestori di impianti che fanno i conti con i pesanti costi di gestione, allenatori e personale dell'indotto a rischio. Siamo qua per testimoniare in maniera ancora più evidente le difficoltà che il mondo delle piscine stanno affrontando. Qui vedete ragazzi che dedicano tempo, passione per un'attività sportiva che oggi viene ingiustamente penalizzata. Nuotano in ambienti sicuri, sono fuori dalle strade, fanno un'attività sana e sono qui perché volutamente e direi spontaneamente hanno voluto anche loro dimostrare al mondo quali sono i loro bisogni. Il grido di rabbia e la richiesta unanime di aiuto. Siamo allo stremo. I decreti che sono stati emanati sono decisamente insufficienti rispetto a una situazione in cui ci vedono tutti quanti in ginocchio economicamente ancora dalla precedente chiusura. Non sono ancora arrivate le casse integrazione della precedente chiusura, per cui c'è forte preoccupazione di circa 150 dipendenti solo per il Comune di Venezia. I decreti che sono susseguiti in queste ore hanno escluso altri interventi rispetto a dei veri ristori per i nostri mancati incassi. Figuratevi che la precedente decreto ha previsto poche migliaia di euro su centinaia di migliaia di euro di danni, quindi siamo fortemente preoccupati. Il governo deve assolutamente aiutarci, siamo allo stremo.